Venerdì mattina in Duomo a Treviso i funerali di Gilberto Benetton scomparso ieri, l'addio della città nella stessa chiesa dove solo 3 mesi fa era stato salutato il fratello minore Carlo. Dalle istituzioni all'impresa allo sport, tanti omaggi a Gilberto Benetton, lacrime e maxischermo con le sue immagini alla Ghirada dalla Turchia. Il general manager dei trionfi del basket Gherardini è stato il mio mentore. Accoltella l'ex compagna, 30enne romeno arrestato per tentato omicidio, il dramma a Verona, la vittima dell'aggressione in gravi condizioni. Oggi in Senato l'avvio della discussione della riforma della legittima difesa, battaglia in aula, è una legge dalla parte delle vittime, dice il relatore del disegno di legge, il senatore padovano della Lega Ostellari. Shock stamani in pieno centro città Chioggia, 51enne accoltellato in Corso del Popolo davanti ai passanti, l'uomo vivo per miracolo, l'aggressore si costituisce. Un capannone industriale di Monselice era diventato la base per gestire i traffici di una banda italo-albanese smantellata dai carabinieri, 2 persone arrestate, in tutti in manette sono finite 6 persone. Perde l'orientamento e finisce in un canale nel Vicentino, Capriolo rischia di annegare ma viene salvato dai vigili del fuoco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In apertura la morte ieri di Gilberto Benetton. Continuano ad arrivare da ieri sera i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore trevigiano. I funerali sono stati fissati per venerdì mattina nel Duomo di Treviso. Il 21 febbraio il funerale di Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana, il 13 luglio l'ultimo saluto a Carlo. Venerdì mattina alle 11 il Duomo di Treviso accoglierà la famiglia Benetton per un altro doloroso addio, quello a Gilberto, morto ieri a 77 anni. Profondo cordoglio nella Marca e da ogni parte d'Italia, dal mondo politico, economico e sportivo. Da un lato lo sconcerto di chi non sapeva della leucemia che lo aveva colpito, dall'altro il dolore di chi lo aveva visto provato in questi mesi dalla malattia, dalla morte del fratello e dalla tragedia del Ponte Morandi che ha fatto finire nella bufera una delle sue creature, Autostrade per l'Italia. Chi cita il valore umano, chi la visione imprenditoriale che ha trasformato il gruppo di Ponzano in una realtà internazionale. È una persona che ho stimato e ammirato veramente molto e penso che Treviso debba essere fiera ed orgogliosa e grata per tutto il lavoro che Gilberto Benetton ha fatto. Il vuoto che lascerà Gilberto sarà difficilmente colmabile, ma sono convinto che grazie ai suoi grandi valori di padre che è riuscito a trasmettere ai propri figli la grande passione e il grande amore per la città e sapranno portarlo avanti. In edizione holding, di cui era vicepresidente, sarebbe pronta a subentrargli la figlia Sabrina. L'auspicio è che il management, le nuove generazioni decidano di investire nell'impresa e nel territorio piuttosto che nella finanza, perché questo potrebbe essere il momento di un rilancio di una manifattura di qualità, di investimenti nel territorio. Riservato, forse addirittura timido, lo ricordano nel quartiere. Via Manin, via Ortazzo, piazzetta dei Lombardi, una vita normale, lui, la moglie Lalla, 2 passi per andare a pranzo da Alfredo, la spesa dal fruttivendolo, una pizza da portar via. Qualcuno è sorpreso, i più avevano intuito invece che qualcosa non andava. Io l'ho saputo di recente da un amico che lavora presso la loro azienda da tanti anni, che non stava bene. Ma sinceramente non ero al corrente della sua malattia, quindi e comunque sono persone che sono ben e molto conosciute qui in città, soprattutto nel quartiere, ecco. Quindi un dispiacere. Ma sì, senza dubbio. Gilberto Benetton, come tutti i fratelli Benetton, hanno avuto la capacità di tenere un profilo personale basso, non si sono mai esposti, hanno lasciato un bel ricordo. La famiglia veniva qui a mangiare la pizza ogni tanto, però devo dire delle persone normali che al giorno d'oggi è molto difficile trovare. Un augurio e un abbraccio ancora. Ciao Gilberto. Una grande passione, quella per lo sport, un mondo sconvolto dalla scomparsa di Gilberto Benetton, da Treviso all'Italia, all'estero, il ricordo di chi ha calcato con lui un campo da gioco. È più bello che abbiamo saputo rimontare ulteriormente, insomma, come tante volte abbiamo fatto in questa fase finale, insomma, grandi, bravi.
Nelle immagini di archivio storico di Antenna 3, un Gilberto Benettone emozionato e felice in quel momento magico di festa biancoverde. È il 1997, il team guidato da Mike D'Antoni si aggiudica il secondo scudetto in una combattutissima serie contro la Fortitudo Bologna. Trionfi che dal parquet si spostavano poi in quella ghirada simbolo del fortino biancoverde dei successi, la cittadella dello sport che oggi vive il lutto, un maxi schermo con le immagini dell'uomo che aveva voluto questa realtà. Si respira un clima di profonda tristezza qui alla Ghirada il giorno dopo la notizia della morte di Gilberto Benetton, occhi lucidi, poca voglia di parlare, qui proprio in questa cittadella dello sport voluta fortemente da Gilberto Benetton, dove dicono tutti il suo ricordo rimarrà davvero indelebile. I trionfi sono immagini indelebili non solo dei tifosi ma anche nella mente di chi ha costruito passo dopo passo battaglie e conquiste con Gilberto Benetton. Maurizio Gherardini, 14 anni a Treviso, fra le file biancoverdi, il general manager dei trionfi. Lo abbiamo raggiunto in Turchia, dove ricopre il medesimo ruolo al Fenerbahce. L'ho sempre considerato un po' un mentore nella mia vita, un punto di riferimento, una persona speciale, una grandissima perdita per tutti, insomma, e per tutte le persone che gli hanno voluto bene innanzitutto, ma poi per la città, per lo sport. Non solo basket e volley, ma anche il rugby. Un anno orribile, quello che stiamo assistendo, un anno molto difficile per la famiglia soprattutto, e per tutte le conseguenze che evidentemente porterà, speriamo poche, però evidentemente il riferimento di una persona così importante evidentemente sicuramente si farà sentire. Quella Ghirada che lui amava e che aveva regalato alla città. Una grande perdita che sicuramente ci lascia nello sconforto, benché la Ghirada e anche Asolo Golf continuino con quella che è la missione sociale che era tanto cara al signor Gilberto, di ospitare giovani, famiglie e di promuovere i valori dello sport. Oggi Gilberto Benetton che cosa lascia qui, in questa cittadella? Lascia la sua vita, la sua passione, la sua presenza, lascia tanti ricordi. Una donna romena di 31 anni è in gravi condizioni dopo essere stata coltellata a Verona dall'ex compagno, suo connazionale, che questa mattina l'ha aggredita colpendola con alcuni fendenti che l'hanno raggiunta all'addome e al volto. La donna è stata soccorsa dai sanitari del SUEM che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. L'aggressore, un 30enne incensurato che pare non avesse accettato la fine della relazione, è stato bloccato dalle pattuglie dei carabinieri. Si è convinto a presentarsi al comando provinciale dell'Arma, dove è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. E paura stamane a Chioggia per un accoltellamento avvenuto in pieno centro città. Erano da poco passate le 9 quando un 51enne del posto è stato accoltellato alla schiena in Corso del Popolo a Chioggia, nel cuore della città. Due i colpi che l'avrebbero raggiunto, provocandogli delle ferite superficiali. Il 51enne è stato immediatamente soccorso dai passanti e poco dopo dal personale del SUEM 118 intervenuto con un'ambulanza. Poi è stato trasportato all'ospedale. Poco più tardi il presunto accoltellatore, che una volta colpito il 51enne sarebbe fuggito, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri, portando con sé anche l'arma utilizzata per colpirlo. Le forze dell'ordine, anche grazie alla testimonianza, stanno cercando di ricostruire la dinamica. All'origine del gesto potrebbe esserci un regolamento di conti, forse nel mondo della droga. In molti hanno assistito alla scena. Ero appena uscita dalla posta, abbiamo sentito le urla e lui cadere a terra. Una paura, ha raccontato una signora. E ancora, non è possibile che accadano cose del genere alle 9:30 di mattina in pieno centro. Caso di meningite al San Bortolo di Verona, si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata un 25enne americano residente in città. Il giovane era stato lo scorso 19 ottobre in una discoteca di Vicenza, il Custom Club di via Zamenhof. Per quello dall'U8 Berica arriva l'invito a chi si sia recato venerdì scorso nel locale a rivolgersi al proprio medico di base per sottoporsi alla profilassi antibiotica.
Oggi in Senato l'avvio della discussione sulla riforma della legittima difesa ed è bufera in aula con il senatore padovano della Lega Ostellari, relatore del disegno di legge, che lo difende dicendo è una legge dalla parte delle vittime. Fasi cruciali sono quelle che vive l'iter del disegno di legge sulla legittima difesa, approdato al Senato oggi dopo il via libera della Commissione Giustizia. Si preannuncia già battaglia con un'ottantina di emendamenti già presentati e targati non solo opposizione dal PD a Forza Italia, Liberi e Uguali, ma anche da una parte del Movimento 5 Stelle, l'area più vicina a Roberto Fico. Un percorso, quello deciso a cambiare gli articoli 52 e 55 del Codice Penale, nato anche dalla spinta veneta dei casi più eclatanti degli ultimi anni, dalla vicenda di Graziano Stacchio e la sparatoria di Nanto, a quella di Franco Birolo a Correzzola, passando per l'odissea del vicentino Hermes Mattielli. Non a caso il relatore della riforma è il senatore padovano del Carroccio Andrea Ostellari, che sottolinea due elementi fondamentali. La vittima per noi è il cittadino per bene che si difende all'interno della propria abitazione, ovviamente all'interno della cornice della legge, quindi 52 o 55, e abbiamo previsto che cosa? Che ovviamente lo Stato si deve assumere questo obbligo di pagare le spese di difesa di soggetti indagati. Poi per quanto riguarda invece il risarcimento del danno, anche lì abbiamo voluto specificare, meglio chiarire che i soggetti che sono destinatari di provvedimenti di favore poi non possono essere chiamati a rispondere per il risarcimento del danno da parte ad esempio dell'aggressore o da parenti dell'aggressore stesso. Nel passaggio in Commissione Giustizia di Palazzo Madama, rispetto all'assunto della Lega secondo cui la difesa è sempre legittima, il testo ha subito modifiche. La più importante è il concetto che la legittima difesa rimane presunta ed è valutata in relazione al rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Ma allo stesso tempo la legittima difesa entra in gioco anche senza essere minacciati da un soggetto armato e viene riconosciuta se la persona minacciata reagisce sotto l'effetto di un grave turbamento. Una concessione troppo ampia per chi si oppone e ritiene che così venga legittimata ogni azione. Un sacrosanto diritto invece per chi crede che chi viene aggredito debba poter reagire senza timori di un'inchiesta penale. Il dossier dell'autonomia veneta è sul tavolo del Premier Giuseppe Conte e dalla Regione l'appello è unanime, si faccia presto a firmare l'intesa. A un anno dal referendum che il 22 ottobre 2017 aveva portato quasi 2.400.000 veneti alle urne per chiedere l'autonomia, la maggioranza leghista in regione fa proprio l'appello del governatore Luca Zaia al premier Giuseppe Conte: si firmi l'intesa al più presto. Finora non è stata una strada facile, sostiene il capogruppo Nicola Finco, perché alcuni territori italiani stanno facendo resistenza. Sappiamo benissimo che in determinate parti d'Italia l'autonomia del Veneto non è molto ben vista. Però sappiamo anche che fa parte del contratto di governo tra la Lega e i 5 Stelle, quindi uno degli obiettivi che assolutamente questo governo dovrà portare a casa. Noi ci abbiamo messo la faccia, gli elettori del Veneto hanno portato oltre 2.400.000 voti per chiedere l'autonomia, oggi il governo ha il dovere di dare una risposta concreta. Di resistenze da parte della componente a 5 Stelle del governo aveva parlato anche il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, ma i grillini veneti smentiscono. Il Movimento 5 Stelle vuole l'autonomia perché la vogliono i veneti e questa è l'essenza della democrazia diretta, ovvero uno dei pilastri fondamentali del movimento. Noi in tutti i modi porteremo avanti l'autonomia e i percorsi di autonomia per il Veneto, la Lombardia, l'Emilia e tutte le regioni che hanno le carte in regola per poterlo fare. Caustici i commenti dei consiglieri del PD che puntano il dito contro il criterio della spesa storica utilizzato per ripartire le risorse tra le regioni. Si sono fatti anni di battaglie politiche in nome del residuo fiscale, ricorda Graziano Azzalin, e ora ci dicono che il Veneto non avrà un centesimo in più. Si era promesso illuso i veneti che l'autonomia significava avere i 9 decimi delle tasse, significava avere tutte le 23 materie, avere soldi in più per fare 1000 cose. Questo non è vero, perché l'autonomia comunque la si metta, le materie che potrebbero essere delegate alle varie regioni avverrebbero a saldi invariati. Più ottimisti dalle parti di Forza Italia, dove si fa presente che la partita non è ancora chiusa. Senza risorse economiche non c'è autonomia e quindi prese in giro sotto questo punto di vista io credo siano assolutamente inaccettabili, ma sono convinto che non ci saranno.
Criticità della superstrada pedemontana veneta, la Giunta apra un tavolo tecnico. Questo è il titolo della mozione depositata oggi dall'opposizione, iniziativa del Movimento 5 Stelle insieme a PD e Liberi Uguali. Chiediamo alla Giunta regionale di aprire un tavolo tecnico per fare un'analisi trasparente e cristallina capace di tacitare ogni dubbio, hanno spiegato i firmatari. Noi intendiamo assolutamente bloccare l'opera, ma vogliamo sia fatta chiarezza, soprattutto sul piano economico, e i costi che rischiano di gravare sui veneti, anche in considerazione di quanto sta accadendo a Palermo, dove il concessionario della superstrada pedemontana è in evidente difficoltà nel rispettare i termini contrattuali per la conclusione del passante ferroviario. Torniamo alla cronaca, un capannone industriale nel Padovano a Monselice era diventato la base per gestire i traffici di una banda italo-albanese smantellata dai carabinieri. 2 persone sono state arrestate, ma in totale in manette sono finite 6 persone. Con i 2 39enni albanesi residenti a Trivano finiti in manette in queste ore, salgono a 6 gli arresti dei carabinieri nell'ambito di un'indagine della Procura di Padova che a gennaio aveva consentito di scoprire l'attività criminosa di un gruppo italo-albanese accusato di acquisto, confezionamento e cessione di elevati quantitativi di un genere di cocaina con un principio attivo elevatissimo, pari quasi all'85%, che risultava quindi particolarmente ricercata sul mercato. La base operativa era un capannone industriale di Monselice, ampio il mercato dello spaccio. Sicuramente l'area della Bassa Padovana, dove questa banda aveva trovato appunto una struttura avente come copertura appunto un'officina di riparazione veicoli, ma che in realtà veniva appunto utilizzata come luogo di smercio e di lavorazione e confezionamento della cocaina. Ma abbiamo accertato che la rete degli spacciatori su cui poteva contare questo sodalizio era una rete estesa anche ad altre località della provincia di Padova più distanti. Con precedenti penali, definiti pericolosi e pronti a tutto, gli arrestati sono per i carabinieri personaggi di elevato spessore criminale. Nella base di Monselice era stata trovata anche una pistola rubata tempo fa da un'abitazione privata che, secondo gli inquirenti, aggiunge un ulteriore tassello alle indagini. Narra in qualche misura quale fosse anche la caratura di questi soggetti e il fatto che le attività illecite presso questa loro base operativa a Monselice non si limitassero appunto al confezionamento e allo smercio della droga, ma diciamo più in generale ad attività che avrebbero potuto spaziare poi anche su attività di carattere intimidatorio, piuttosto che essere anche un luogo di incontro per traffici illeciti più generali, quindi che potevano appunto anche riguardare armi come quella che abbiamo rinvenuto qualche mese fa. Mamme no FAS oggi a Strasburgo, ma la loro presenza non è bastata, perché la Commissione UE del Parlamento europeo che si occupa della revisione delle normative per le acque destinate al consumo umano, pur avendo voluto ascoltare direttamente dai cittadini coinvolti la loro esperienza, ha fatto una scelta contraria. Il Parlamento europeo infatti ammetterà ancora la presenza dei fluorurati nell'acqua, una scelta contraria anche a tutte le forze politiche venete che a Venezia lo scorso 16 ottobre avevano votato all'unanimità un provvedimento storico che avrebbe dovuto rappresentare un indirizzo chiaro anche alla politica europea. Buone notizie invece per correntisti e soci delle 2 banche Credi Veneto e BCC Alta Padovana messe in liquidazione dalla Banca d'Italia. Famiglie e imprese che a causa di questa operazione avevano rimesso i loro risparmi rientrano nello specifico fondo di ristoro del governo. Banche padovane, una buona notizia per i soci di Credi Veneto, ex Credito Cooperativo di Montagnana, e per quelli della BCC Alta Padovana. I soci di Credi Veneto potranno accedere al fondo in attuazione che questo governo sta inserendo con la legge di bilancio, e quindi c'è una speranza di un 30% d'acconto, e a seguito quello che naturalmente si potrà in base ai conti dormienti. Il tutto perché messa in liquidazione coatta dopo il 16 novembre 2015, come recita la legge del dicembre 2017. Così la buona notizia c'è anche per i soci e risparmiatori della BCC Alta Padovana di Campodarsego. Essendo stata messa in liquidazione il 15 dicembre 2015, per un mese sono
sono dentro al fondo che è stato istituito, il fondo del ristoro. Il fondo di ristoro finanziario spetta a quei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalle banche, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri. Ha una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. Sul sito dell'Associazione Ezzelino III da Onara tutte le informazioni. La prima è che viene riconosciuto un acconto del 30%. Lunedì incontro pubblico a Montagnana con gli ex soci, circa 9.000, che dopo la messa in liquidazione coatta del locale credito cooperativo da parte della Banca d'Italia nel maggio 2016, il giorno prima dell'assemblea dei soci, circa 20 milioni di euro di risparmi di famiglie e piccole imprese della Bassa Padovana e Veronese andarono in fumo. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto per parlare della brutta avventura, fortunatamente finita bene, accaduta ad un capriolo salvato dai vigili del fuoco a Castel Gomberto, in provincia di Vicenza. Deve aver perso l'orientamento tanto che è caduto in un corso d'acqua in contrada Salgaroli a Castel Gomberto. Protagonista un capriolo che ha rischiato di annegare se non fossero intervenuti i vigili del fuoco allertati da un passante che ha notato l'animale annaspare disperato in difficoltà per la corrente. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, la squadra si è immersa nella roggia, ha raggiunto la bestiola e le ha prestato il primo soccorso per poi consegnarla al responsabile della flora e fauna del comune. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, puntata interamente dedicata alla morte di Gilberto Benetton. In studio Tiziano Marson, storico caporedattore della Tribuna di Treviso, insieme a lui il ricordo dell'imprenditore scomparso ieri. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Ancora bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Asciutto e stabile su tutte le province con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento. Minime tra 7 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, ampio soleggiamento su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono delle piogge sui settori alpini di confine. Temperature in aumento con minime tra 7 e 10 gradi. Massime oscillanti invece tra 24 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.